I miei ragazzi. Al basso la colonna portante del baseball italiano e internazionale, Faso. Immaginatevelo come quel dio dell'antichità che porta il mondo sulla sua schiena e invece lui c'ha una pallina da baseball enorme. È lui questo. Adesso, cari amici, nell'ambito di questa operazione culturale imparate sempre che, come ha detto Minghi, la musica si ascolta e non si applaude. E applaudo. Vabbè. Un'operazione culturale, ancora un'altra, per così pochi soldi, pensate quante operazioni culturali che state ascoltando. Una canzone, chiamiamola canzone, di Elio e le Storie Tese, che all'interno della quale si sogna un mondo migliore in cui l'amore non sia sporcato dallo sperma, perché l'uomo è privato del suo membro. Non ho detto parolacce. Sono una donna baffuta ma sempre piaciuta in ginocchio da te. Savoir-faire, poi però mi vuoi faire, critichi e poi mi fai faire. Spero che questo entusiasmo nei rapporti non pregiudichi il rapporto fra noi due. Nonostante l'entusiasmo nei rapporti, io ti lascio fare prima di lasciarti, mi auguro di cuore. Venisse un uomo tutto nudo e senza il cacchio, che si fermasse a casa mia tutta la vita con lui nudo e senza il cacchio, senza il bisogno di dover per forza far l'amore, oppure un uomo ricco, bello, intelligente, ciò nonostante anche lui privo del suo cacchio. Hai voglia a mettergli la lingua nell'orecchio, hai voglia a mettergli il ditino nel culicchio. Donna pallosa, Madonna virtuosa ed è inutile che mi aduli con savoir-faire, non c'è niente da fare.
scoppiamo sti 4 euro di felicità. Euro di felicità.